Una ricerca australiana avrebbe fatto questa scoperta, diciamo, incredibile. Quasi 4 miliardi di anni fa la Terra era piatta, ma non piatta come intendiamo noi a livello, diciamo, come pensano, diciamo, quei ragazzi che credono che la Terra sia piatta. Era piatta nel senso che non c'erano montagne e nulla, quindi era liscia. Non piatta perché era piatta, diciamo, come pensano i terrapiattisti, come noi li chiamiamo. Era piatta nel senso che non c'era nessuna montagna, era liscia. Quindi c'era solo acqua. Acqua e terra, però liscio, non stavano montagne, dossi, nulla. Quindi era un posto, diciamo, come dicono gli scienziati che hanno fatto questa ricerca, molto noioso. Poi, a seguito del bombardamento di asteroidi, si sono... No, Michele, guarda, proprio nulla. Però ti farò sapere. Ah, sui rumori, ho capito sui rumori. No, sui rumori no, non ho saputo nulla, se no avevo fatto l'aggiornamento. Sì, in Siberia si sta bruciando ancora, ragazzi, ancora non c'è stato nulla da fare. Per, diciamo, per il momento sta ancora prendendo fuoco tutto, quindi ragazzi, in effetti la Terra non era piatta perché era piatta come pensano i terrapiattisti che siamo su un piano. Era piatta perché non ci stavano le montagne, era liscia, poi con bombardamenti degli asteroidi che sono caduti si sono formate le montagne, i vulcani e tutte queste cose qui. Quindi non è a livello di piatto in senso che non è una sfera ma è dritta. Quindi è una sfera, ragazzi, partiamo da questa. Era liscia, solo che era bella pulita, quindi penso che stavano bene secondo me. Loro hanno detto che era noioso, ma secondo me era meglio tanti anni fa, quindi ragazzi, in Siberia sta continuando ancora a prendere fuoco tutto. Sul fatto dei rumori che ho fatto il video ieri non si è saputo nulla ancora, quindi quando capita vedete che stamattina ho fatto l'aggiornamento sul terremoto in Indonesia che c'è stata una vittima, 4 feriti e 100 case che si sono rotte. Quindi quando ci sta un aggiornamento io lo faccio, quando non so niente che vi dico e non vi posso dire nulla, quindi diciamo che il terremoto ieri io avevo detto che non sapevo infatti se ci stavano feriti, morti oppure case rotte, edifici, invece c'è stato un signore che è morto ma non per il terremoto ragazzi, ma ci è venuto l'infarto dalla paura, quindi è una conseguenza del terremoto ma non il terremoto stesso, cioè ha avuto un malore e a causa del terremoto ha avuto un infarto e è morto. Poi ci sono 4 feriti perché alcuni edifici sono un po' crollati e ci sono andate, diciamo, le macerie addosso e 100 case sono state, diciamo, lesionate bene. Quindi questo è quello in Indonesia che io avevo detto di 7.4, ma in realtà poi hanno fatto varie ricerche di 6.9. Poi l'incendio in Siberia, ragazzi, sta ancora tuttora che sta producendo anidride carbonica a tutta forza. Bravo Andrea. E quindi diciamo queste sono le notizie che non ho fatto aggiornamenti perché ragazzi non ce ne sono purtroppo. I rumori che si sono sentiti in Inghilterra di nuovo come l'anno scorso non si sa nulla. Ci sta questo rumore, però nessuno sa dare una spiegazione. È un rumore che viene dal cielo, non dalla terra, quindi però non ci stanno provato, hanno visto i ragazzi a livello amatoriale a cercare diciamo da dove proviene, però ragazzi nulla, quindi l'hanno fatta tipo scopo amatoriale con un ascoltatore di frequenze, però viene dal cielo, dal sopra, come fanno ad arrivare i ragazzi? Questo è il discorso. Cioè loro hanno solo saputo dire che viene dalle nuvole. Poi giustamente come arrivano i ragazzi lì? Non possono arrivare. Le autorità giustamente dicono sì sì vediamo, vediamo, però come sempre non fanno mai nulla. Quindi diciamo che rimangono sempre misteri nei misteri, quindi in effetti più avanti andiamo e come hai detto tu è peggio è. Quindi perlomeno, ma adesso sta cosa della terra piatta, pure io pensavo che la terra era piatta, ho detto mamma mia, ma esce fuori che è piatta, poi no, hanno scoperto che era piatta nel senso che non c'era montagne e nulla,
Poi a causa degli impatti con i meteoriti, infatti vedete, pensate che la Terra era liscia ragazzi, poi tanti i meteoriti che sono caduti qua, che hanno fatto montagne, vulcani, pensate quanto è pericoloso allora stare sulla Terra. Se in tanti anni, milioni di anni qua si parla, sono caduti tanti meteoriti da formare continenti, formare vulcani, laghi e tutto il resto, ragazzi, allora fuori dallo spazio proprio arrivava proprio di tutto, arrivava. Quindi già siamo fortunati che stiamo ancora qui. Quindi diciamo che tutto quello che ci sta è grazie ai meteoriti che sono caduti per finale. Se andiamo per la scienza, ragazzi, se poi andiamo per la religione, allora cambiano le cose. L'ha creato Dio e tutto quello che vediamo è stato creato da Dio. Poi dipende dal lato che lo vogliamo vedere, questo è sempre il problema. C'è un lato religioso e un lato scientifico, quindi la scienza dice che si è formato con gli anni e la religione dice che Dio ha creato il mondo così come lo vediamo. Quindi stiamo sempre da quel lato, vogliamo vederla, questo è il problema. Quindi grazie, wow. E il problema è questo, come vederla. Quindi il problema è questo, poi ognuno crede la sua, chi è religioso crede che l'ha fatto Dio, chi è ateo oppure non crede in nulla, pensa che c'è stata l'evoluzione, che il pianeta si è formato un po' alla volta. Però ragazzi, anche questa teoria qua che si è formata un po' alla volta, io la vedo un po' assurda, ragazzi. Poi la diretta è bella anche per questo, perché vedi, da un argomento andiamo a un altro e via dicendo. Ma se non può essere una vita così complessa come la nostra, cioè il cuore batte, diciamo il sangue viene, il cuore batte, il sangue arriva a tutti gli organi del corpo, i polmoni si ossigenano, il cervello fa milioni e milioni di calcoli a secondo, gli occhi, cioè una cosa troppo perfetta ragazzi. Il sole sta alla giusta distanza che non ci brucia e non ci fa congelare. La luna con le maree, diciamo, ragazzi, è troppo perfetto. Non possiamo dire, ragazzi, evoluzione o combinazione, dai. È un po' troppo. Allora, un creatore ci deve stare. Quindi qua non si, come dico io, un creatore, ciao Diego, ci sta. Ma o si chiama Dio, o si chiama come vogliamo chiamare, il creatore c'è. Partiamo da questo presupposto che non siete credenti. Quindi voglio dire io, pure ai non credenti, no? Un creatore ci deve stare, perché tutto è troppo perfetto. Le piante prendono anidride carbonica e rilasciano ossigeno. Quindi ragazzi, non mi dite che è tutta una serie di eventi o combinazioni, dai. Stanno troppe cose che non tornano. Quindi non possiamo dire che il corpo umano è una macchina perfetta. Lasciamo perdere che stiamo distruggendo tutto cosa noi, quindi la terra è piatta, Diego. Vabbè, ognuno la pensa come vuole, ragazzi. Quindi ditemi, non può essere che il sole sta alla giusta distanza, la luna sta così. Cioè è tutto. Wow, il caso ha fatto tutto alla perfezione. Il caso è una cosa che quando succede, succede per caso una cosa. Ma non tutte queste cose, ragazzi. Io scendo di casa, trovo un portafoglio pieno di soldi, quello è un caso. Ma non è che io se scendo tutti i giorni trovo il portafoglio pieno di soldi. Ciao Marinè, ciao. Oh no ragazzi, e dai, il caso significa che capitano solo una volta. Invece tu stai aspettando delle liste salari. E vabbè, eppure arriverà, no, Diego. Quindi ragazzi questo è il problema. Poi ci stanno gli atei che non credono, quindi a questo voglio dire agli atei, no? Io non dico che devono credere in Dio, in Gesù oppure in altro, però io credo che gli atei non dovrebbero esistere nel senso che devono credere che ci sta un creatore. Io non dico che devo essere cattolici oppure protestanti oppure ortodossi, Maometto, ma testimoni di Geova, io non dico questo, dico solo che ateo non è una parola, cioè non crede. Però ragazzi non può essere che tutto ciò è avvenuto così per caso, quindi secondo me sta parola ateo è anche brutta a dirlo, cioè io non credo che sia una cosa che sia creata così, tutto così.
Ciao Ungle, sì, good morning. No, non può essere piatta, Diego, la verità. È buono, Franci, brava. Allora, vedi, se tu prendi il Super Enalta di stasera, è un caso. Ma ti capita una volta, Franci, non capita tutti i giorni. Come pure tutti gli eventi che ci sono stati sulla Terra, no? Il Sole si è creato e si è messo a distanza giusta per non bruciare la Terra e non congelarla. La Luna con le basse maree, poi gli oceani hanno fatto i microbi si hanno fatto i pesci, poi l'uomo, no? Le scimmie poi si sono evolute in uomo, no ragazzi, non mi parlate dell'evoluzione di Darwin che è ridicola. È più facile che mi dite Peppe sono arrivati gli extraterrestri e ci hanno fatto a noi. Credo più questo, ma no che mi venite a dire ragazzi che l'evoluzione, no. Grazie Francesco, grazie. Quindi perciò dico ragazzi, tutto non può essere un caso, cioè la pianta come ho detto, guarda, è una cosa pazzesca, la pianta prende anidride carbonica e rilascia ossigeno. Cioè, la Terra sta alla distanza giusta dal Sole e dalla Luna. Cioè, guarda caso, solo questo pianeta qua, per il momento perlomeno, sappiamo che è abitabile. Il corpo umano è una macchina perfetta. Cioè, ragazzi, non può essere tutto per caso, è così. Dice, queste no, l'evoluzione, è caso di che? Io voglio capire che tu non vuoi credere nei cattolici oppure nei musulmani, altre religioni, però devi accettare che un creatore ci sta. Ma chiunque esso sia, tu devi, l'ateo deve accettare che in realtà un creatore c'è. Io a Salerno tanti anni fa ho trovato per puro caso, ragazzi, qua per puro caso, l'astrofisica Margherita Hack, se vi ricordate, è morta quella signora. Quindi la signora sosteneva, ma è stato roba di un minuto perché stava scortata, ragazzi. Ho detto signor, ma allora Dio esiste? E lei mi disse no, è tutto evoluzione, mi disse in toscano perché quella era toscana, quindi lo disse che tutto è materia, tutte queste cose così. Dissi vabbè signor, è stato un piacere e andò via. Quindi l'ho vista su un motor di Salerno che chissà dove andavano, forse a qualche congresso così, ma l'ho vista di sfuggita. Ma non può essere, bravo Franci, qualcosa di grande ci deve stare, non può essere tutte coincidenze, evoluzione, dalla scimmia poi si è fatto l'Homo sapiens, Homo habilis e tutto questo via discorrendo. Ragazzi, no, dai, non ci sta. Allora, due sono le cose qua, ragazzi. O esiste il creatore ed è Dio e sta, diciamo, oppure gli extraterrestri sono venuti qua, come dice anche Ungle, e hanno fatto, diciamo, noi umani. Però rimane sempre il problema, ragazzi, gli alieni, chi li ha fatti? Quindi ragazzi, vedete, torniamo sempre al primo punto, il creatore. Quindi pure un alieno che avrebbe fatto noi, ragazzi. Ammettiamo che gli alieni sono venuti qui e ci hanno fatti, no? Sì, ma io non ci ho mai creduto all'evoluzione, guarda, pure io glielo dicevo al mio professore di scienza che l'evoluzione per me di Darwin non esiste proprio. Quindi ragazzi, noi ritorneremo sempre allo stesso punto. Ammettiamo che sulla Terra sono venuti questi alieni, hanno diciamo fatto geneticamente l'uomo, ok, ci sta. Ma gli alieni chi li ha creati? Un creatore, quindi torniamo indietro un'altra volta al primo passo, quindi c'è un Dio. Quindi come vedete ragazzi, ci sta, non ci stanno santi, quindi è teoria, non è fantasia ragazzi. Perché se ci stanno gli alieni avrebbero fatto pure a noi ragazzi. Che poi dicono che questi alieni avrebbero fatto il seme alla Madonna, cioè a Maria, ed è nato Gesù Cristo. Quindi sempre il figlio di Dio rimane al finale, perché l'hanno fatto sempre, diciamo, di sopra. Quindi ragazzi, io credo sinceramente che anche se
fosse vero il fatto degli alieni che dicono nella Bibbia, quello è un libro così, ragazzi, gli alieni chi li ha creati? Diciamo sta domanda qua, no? Se voi domandate a Beghino gli alieni chi li ha creati, quello non vi risponde, e che ne so, questo non ci posso arrivare. Vedi, quindi c'è sta sempre una risposta che non sai. Quindi comunque ci deve stare il creatore degli alieni, che deve essere per forza una persona ancora più potente degli alieni stessi, quindi deve essere un dio, qualcosa che va al di sopra delle nostre conoscenze. E avrà fatto che il figlio arrivasse qua sulla terra, che sarebbe stato Gesù Cristo. Quindi avrebbe, anche se quelli che avrebbero fatto, diciamo, gravida Maria, sarebbero stati degli alieni, come dice Biglino, no? Sempre Dio è stato. Quindi come giriamo la pizza e come non la giriamo, ragazzi, la pizza rimane uguale. Quindi sempre un essere superiore che sta al di sopra degli alieni è stato. Quindi se Dio ha detto agli alieni vai lì e fai nascere mio figlio, quindi partiamo sempre, ragazzi, che Dio esiste e Gesù esiste. Quindi la teoria, come dice Biglino, può essere pure vera. Sì, ma è così, Francesco, non ci stanno santi. Se ci sono gli alieni, ci sta qualcuno al di sopra degli alieni, quindi è un Dio. Cioè, sti alieni possono venire da dove vogliono, ragazzi. Comunque un creatore che ha fatto gli alieni, non è che mo esce per caso che gli alieni è stata l'evoluzione. No, ragazzi, per favore, non diciamo. Secondo me in un futuro arriverà pure sta cosa che se escono fuori gli alieni qua dicono che pure loro nel loro pianeta c'è stata l'evoluzione e poi sono progrediti. Secondo me pure questo decideranno. Quindi io credo che se sono gli alieni, se esistono, li ha creati Dio, e quindi ragazzi la favola non cambia mai. Cioè tutto quello che noi vediamo l'ha creato Dio. Ma voglio pure mettere che diciamo gli alieni sono venuti qua sulla Terra e hanno fatto tutto quello che hanno fatto. Ma la Terra, ragazzi, chi l'ha fatta? Chi l'ha messa qua? Ma questa è una foto e vabbè. E il sole alla giusta distanza, chi l'ha messo? Io? Oppure la luna? No, ma per farti un esempio, Diego, di quelli che non credono, ne voglio fare tutti gli esempi possibili e inimmaginabili. Sì, Francesco, ma noi qua stiamo facendo proprio per, diciamo, non una cosa contro gli altri, perché figo possono credere a nulla, a me non importa. È che credo che un creatore al finale ci deve stare, mo, o è stato un alieno. Però se è stato un alieno, sempre uno che ha creato l'alieno ci sta, quindi sempre un Dio ci sta. Quindi è sempre quello che voglio dire io, al finale come giri e come, come si dice da noi, come giri e come vuoi, è sempre la stessa pizza, è sempre lo stesso. Quindi ragazzi, purtroppo sono misteri che sono troppo grandi per noi e non possiamo capirli mai, quindi possiamo ragionarci sopra, fare teorie, dire così, così, però la verità poi non la sa nessuno, come diciamo nel sud. Vabbè ragazzi, buon appetito a tutti. Perché il telescopio sicuramente qualcosa ci sta là fuori che interessa a loro oppure che hanno paura loro. Sicuramente sanno che ci sta vita fuori, perciò hanno fatto il telescopio Sa come si chiama Ugo? Il telescopio? Lucifer. C'è una chiesa che mi chiama un telescopio spaziale suo, Lucifero. Dai, pure questo è strano, il Vaticano stesso, tu, che ne so, potevi dare mille nomi a sto telescopio, ragazzi. Come si chiama il telescopio del Vaticano? Lucifer, cioè Lucifero, no? Cioè tu lo chiami angelo del male, anzi angelo portatore di luce, come lo vogliamo chiamare. Poi interpretazioni, ragazzi, sono sempre tante, eh. Quindi il Vaticano che mi chiama il suo telescopio privato, perché quello l'ha finanziato con i suoi soldi, non so quanto hanno speso, ragazzi. Che scopo? Allora, se la Chiesa, ragazzi, non crede agli alieni, e qua ci siamo, ragazzi. Ciao Alessandro, pure a te. Perché hanno messo questo telescopio spaziale che non vede, attenzione, qualcuno mi può dire, beh, quello vede i meteoriti, no.
è stato usato per l'esobiologia, ragazzi. Vi dico subito che cos'è. La vita in altri pianeti, quindi non è a scopo di vedere se arriva qualche meteorite, ragazzi. L'esobiologia studia la vita al di fuori del nostro pianeta. E questo telescopio Lucifer del Vaticano è solo per questo fatto qua. Quindi perché spendere miliardi di euro per fare un telescopio spaziale per la vita aliena nello spazio quando poi tu stesso dici che non ci sta vita al di fuori di noi? Ma figurati, Alessandro. Quindi ragazzi, vi ripeto, non ci sta un nesso proprio logico, cioè tu non credi negli alieni, però mi fai un telescopio e poi cerchi la vita. Ciao Diego, ciao, buon appetito, ciao Diego. Quindi ragazzi, come vedete, è tutto strano, quindi non possiamo dire, perché vedi, tu non credi, no? E poi mi fai un telescopio che deve studiare la vita al di fuori dello spazio. Cioè, non c'è logica, ragazzi, dai. Pure quello più ateo lo deve dire, però. Cioè, è palese, ragazzi. Quindi, come dico io, ragazzi, qualcosa fuori ci sarà sicuramente. Non so che, ma ci sarà. Perché se no il Vaticano tanti miliardi. E quanto li spendeva, ragazzi? Per fare un mostro di quello, un telescopio per l'esobiologia. Cioè, non si tratta di individuare un asteroide, qua si tratta di trovare vita. Cioè, vedi quanto deve essere potente. Sì, sì, lo so, Alessà, perciò ti dico, loro studiano la vita al di fuori del nostro pianeta. Ma se la Chiesa non crede negli alieni, perché farlo? Capisci? Questa è la cosa che non riesco a farmi capace. Poi lo chiamano addirittura Lucifero, Lucifer, un telescopio. Quando poi sappiamo tutti che Lucifero sarebbe l'avversario di Dio. Quindi dagli un altro nome, per favore. Ah, come hanno fatto gli Hubble, ma dà un nome qualsiasi, un nome di fantasia, ma no, eh, chiamalo Gesù, chiamalo Vatican, ma Lucifero no, ja. La vedo un po' esagerato. Ciao Andrea, sì, figurati. Vabbè ragazzi, Andrea io ti saluto, saluto a tutti, vi lascio, ci sentiamo più tardi, mi viene da ridere perché questi non credono agli alieni, però hanno speso miliardi di euro per fare un telescopio. Questi miliardi, ciao, questi miliardi potevano spenderli benissimamente per chi ha problemi, per i bambini in Africa, per tante persone che soffrono e questi spendono miliardi e miliardi di euro per, ciao Alessà, per fare una cosa di che poi loro non ci manco credono. Allora è vero che esistono gli alieni se tu mi fai una cosa così. Sti miliardi di euro li devi ai bambini in Africa, ai poveri, i disabili, un ente diciamo povero, che ne so, a qualsiasi cosa che poteva servire sulla faccia della terra, ma non a studiare la vita aliena quando poi sei il primo a dire che esistiamo solo noi. Vabbè, ma perciò è bella la vita, perché è strano, come dici, ragazzi, ma dicono che volevano andare 900.000 persone, avevano fatto su Facebook una riunione che volevano, ciao Mary, volevano andare lì tutti quanti per vedere gli alieni. Però guarda, subito hanno risposto quelle dell'area 51, ha detto ragazzi qua non entra nessuno e quelli ragazzi là vi faranno la guerra, quindi non ci andate proprio. Perché là non faranno entrare a nessuno, ragazzi, potete andare pure 1 milione di persone. Quindi vi fermano quelli là, non vi preoccupate. Perché secondo me qualche cosa ci sta alla finale. Vabbè, voglio, vi auguro buon appetito a tutti e ci sentiamo più tardi. Speriamo che non qualche notizia normale, no? Tipo questa e non qualche guaio, come lo chiamo io. Va bene ragazzi, buon appetito a tutti e buon sabato a tutti ragazzi.